riparte oggi la nuova fiction di Canale 5 dove tu sei protagonista come commissario di polizia. Sì, esattamente vicequestore Cutrera, come sai non posso anticipare quasi niente, ma vedendomi qui circondato dalle forze dell'ordine in uniforme, in alta uniforme, è chiaro che mi sono emozionato due volte perché ho girato l'estate scorsa tutto il tempo questo ruolo, questo loro collega, sebbene in fiction. È una fiction straordinaria, bellissima, un poliziesco, e io ho un ruolo bellissimo che è cresciuto rispetto anche alla prima stagione. Staremo a vedere, stiamo qui ad aspettare, ma ci sono anche tante altre cose belle che faremo anche ad Agrigento col parco, e poi anche tante cose che usciranno anche per la Rai. Adesso vado a girare un film a Trapani e dopo ne girerò uno probabilmente sempre qui, diciamo, nella nostra Sicilia occidentale, ma non posso anticipare nulla, è il bello del... È una fiction forte questa di Canale 5, insomma, abbastanza un messaggio forte, insomma, anche per Sì, combattere la mafia, no? sì, è sempre un film contro la mafia, anche se ripete più un poliziesco, è stato proprio voluto dalla rete perché la prima serie è andata benissimo e per cui hanno voluto riproporre dallo stesso titolo con tante variazioni, ed è sicuramente un film che lascia molto riflettere, oltre ad essere un film d'azione, un film che comunque piacerà alle famiglie, lascia molto riflettere perché chiaramente non ci siamo mai liberati da questo incubo della mafia clientelare siciliana, che ormai non è più solo in Sicilia, ma sappiamo benissimo che purtroppo, come diceva Leonardo Sciascia, la linea della Palma sale, 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 arriva dove soltanto lei sa e dove soltanto lei può e dove soltanto noi cercheremo sempre di fermarla, ognuno con i propri mezzi, io con i mezzi dell'arte, con i mezzi, con i fiori. Mettete dei fiori nei vostri cannoni, è anche una frase che si addice oggi, mi pare benissimo, il 25 aprile.